La borsa Bauletto sapientemente esposta nella sua teca, accanto la décolleté da portare in ogni stagione. Pillole delle prelibate dolcezze per la 3 giorni dedicata al cioccolato tra pralinerie, ghiotte cioccolate calde e cremini. Finalmente siamo arrivati a poter proporre nuovamente al grande pubblico i nostri prodotti, il nostro cioccolato e le nostre creazioni. A Castelfranco, ai giardini pubblici sotto le mura, migliaia di visitatori per Botteghe del Cioccolato, il primo evento tornato in presenza senza restrizioni dopo quasi 2 anni di stop di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. E i numeri sono importanti, provincia di Treviso quasi 1200 aziende della ristorazione, quasi 400 aziende per quanto riguarda la pasticceria e abbiamo comunque specializzate nella cioccolateria circa una decina di aziende. Questi sono numeri importanti, ritengo che la professionalità, la ricerca, l'innovazione che danno questi artigiani nella loro attività di tutti i giorni sicuramente è quello che oggi il mercato comunque richiede. Comparto, questo dell'agroalimentare, che con la pandemia è tra quelli che hanno subito i danni più gravi. Settore che in Italia vale quasi 2 miliardi e che nel 2020 ha registrato un aumento delle vendite del 18,5%. La presenza di oggi nel territorio è una ripartenza dopo le amarezze del Covid, quindi con la delizia del cioccolato. Sono prodotti tipici dove i nostri artigiani sanno lavorare bene, c'è una vocazione a questo comparto, tanto è vero che vediamo anche nel mondo dell'agricoltura si stanno intensificando le coltivazioni di nocciole proprio per la produzione di cioccolato. Tra i presenti all'inaugurazione, con un loro banchetto di lecornie, anche gli studenti dell'istituto professionale Lepido Rocco, già con un piede nel mondo del lavoro.